Lo SPRAR a Mogliano Veneto continua ad essere argomento quanto mai spinoso. Ieri le accuse di Giovanni Azzolini, progetto illegittimo perché non è stato deliberato dal Consiglio Comunale Tuona, motivo per il quale ha chiesto di inserire l'argomento in una sessione straordinaria del Consiglio. Domani sera verrà discussa ed oggi immediata la replica del sindaco Carola Arena. Il consigliere comunale Azzolini è convinto di questo, che faccia tutte le sue verifiche, insomma. Noi abbiamo seguito una procedura che è stata seguita da tutti gli altri comuni, che è partita da una delibera di giunta, che è passata attraverso la firma di un protocollo d'intesa in prefettura con altri comuni e insieme abbiamo aderito a questo progetto SPRAR. Noi siamo assolutamente sereni, ribadisce il primo cittadino e conferma l'arrivo delle 5 richiedenti asilo per la fine di agosto. Saranno ospitate, come era già stato anticipato, nell'appartamento di un privato in via Ragusa. Le 5 donne saranno seguite dalla cooperativa, saranno seguite dall'amministrazione dei servizi sociali e quindi c'è un controllo diretto da parte nostra rispetto a queste 5 donne. E domani sera l'argomento sarà oggetto di discussione in Consiglio Comunale.